A Lorica gli impianti chiusi diventano caso politico. Il consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea assicura il 30 gennaio si scierà. Tutto esaurito a Gambaria e Daspromonte, dove la sciovia funziona regolarmente. In Calabria sono oltre 10.000 le domande di reddito di inclusione pervenute all'INPS. Cresce la richiesta di sostegno da parte delle famiglie calabresi sempre più in difficoltà. Demoscopica stila la graduatoria dei governatori più seguiti sulle piattaforme social. Oliverio si piazza al 12° posto, la più seguita è la Serracchiani, maglia nera per il presidente Chiamparino. Ambulanze fuori uso a Reggio, Scilla, Taurianova e Locri, i mezzi sono datati e puntualmente richiedono interventi di riparazione. Il 118 lancia l'allarme, così non possiamo andare avanti. Il sindaco Elio Costa promette una vera e propria rivoluzione. Vibo cambierà volto, pronti una serie di interventi per migliorare la qualità della vita nella città. Mascherato da topo tenta una rapina ai danni di un autolavaggio a Paola, individuato e arrestato da carabinieri e polizia. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è un botta e risposta tra i consiglieri regionali Gianluca Gallo e Giuseppe Giudice Andrea sulla vicenda degli impianti di Lorica. Un fallimento del governo regionale, dice Gianluca Gallo. Giuseppe Giudice Andrea invece assicura che il 30 gennaio si scierà appunto a Lorica. Quindi insomma ci sono versioni diverse, vediamo. Se fosse una gara di sci sarebbe uno slalom speciale con tante porte da attraversare. La vicenda degli impianti di Lorica si sta trascinando ormai da anni tra problemi burocratici, giudiziari e tecnici che tengono in sospeso gli amanti degli sport invernali e soprattutto l'economia di quest'area della Sila. Tutto ruota intorno al collaudo degli impianti, da completare si spera nei prossimi giorni. Intanto sull'argomento va in scena una polemica politica tra i consiglieri Gallo e Giudice Andrea che hanno visioni opposte su responsabilità e soluzioni. Sconfitta per la Calabria, un'ulteriore sconfitta per la Sila, il fatto che non si siano attivati questi impianti nemmeno quest'anno per Natale e Capodanno è la parte migliore della stagione. In altre regioni la stagione dura fino ad aprile, da noi è un po' più difficile, il clou è naturalmente a Natale. Io ho raccolto 26 facendo un giro in Sila molte lamentele da parte di imprenditori, da parte di che erano dispiaciuti per questa mancata attivazione. Mi dispiace che il collega Giudice Andrea abbia reagito male e connesso anche la presidenza, ma io credo che i tempi dell'opposizione Materasso, i tempi dell'opposizione Faglinciucci siano finiti e bisogna stipulare la maggioranza. Credo che sia bene anche al Presidente della Giunta regionale che ci sia qualcuno che solleva questioni nell'interesse dei calabresi. Non dipende dalla Regione il ritardo recente che si sta verificando, perché c'è un ufficio del Ministero che è l'USTIF che sta provvedendo a verificare anche le singole viti dell'impianto, perché è un impianto che è stato sottoposto a sequestro dalla magistratura penale, dal dottore Grazzeri, a seguito del fallimento giorno 15. E il cronoprogramma prevedeva l'arrivo degli impiegati dell'USTIF per procedere al collaudo. Questi ci hanno detto in un primo momento che in una settimana avrebbero provveduto al collaudo dell'impianto e quindi ci stavamo dentro con la promessa del Presidente che per Natale gli impianti sarebbero stati aperti. Un ufficio del Ministero arriva il 15 di dicembre per provvedere alla realizzazione dei controlli e del collaudo, anziché impiegare una settimana ha impiegato 15 giorni. Poi se ne sono andati in ferie per Capodanno. Io sono convinto che per il 30 di gennaio scieremo tutti quanti a Lorica. Intanto a Gambaria e Daspromonte gli impianti sono aperti e si registra il tutto esaurito per il weekend dell'Epifania. Vediamo. A Gambaria e Daspromonte oggi gli impianti hanno riaperto e a rendere tutto molto invitante anche la neve fresca caduta ieri. Gli appassionati di sci da oggi sorridono. La struttura di Gambarie è ripartita dopo i controlli necessari che hanno dato l'ok al collaudo. Soddisfazione per il comune di Santo Stefano d'Aspromonte, nel cui territorio ricade Gambarie. Si prevedono forti presenze in questi giorni e soprattutto nel fine settimana, quello dell'Epifania.
ed è proprio l'amministrazione comunale a comunicare che i prezzi resteranno invariati. Nel pacchetto sono state inserite anche altre interessanti offerte. Gli impianti saranno aperti dalle 8:30 alle 16 e gli albergatori, se proprio non gongolano, poco ci vuole. Cresce la richiesta di sostegno da parte delle famiglie calabresi che sono sempre più in difficoltà. Lo dimostrano le oltre 10.000 domande di reddito di inclusione pervenute all'INPS. Vediamo. Non c'erano dubbi e la Calabria è la regione che ha accolto con maggiore interesse la nuova misura unica di contrasto alla povertà. Non inganni il comunicato dell'INPS che pone in testa alla classifica le domande presentate dalla Campania e la Sicilia. Delle 75.885 richieste di adesione alla REI pervenute all'INPS nel periodo tra il 1 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018, 16.686, il 22%, sono state presentate in Campania e 16.366, il 21,4% in Sicilia. Dalla Calabria sono arrivate 10.606 richieste, ossia il 14%, ma se prendiamo in considerazione il numero di abitanti delle tre regioni, i quasi 6 milioni della Campania e i 5 della Sicilia, contro i 2 milioni della Calabria, è evidente che in percentuale sono i calabresi a puntare sul reddito di inclusione per risollevare le proprie sorti. La possibilità di richiedere la REI era stata aperta il 1 dicembre scorso. Da quel momento le famiglie in possesso dei requisiti familiari e economici previsti dalla misura hanno potuto farne richiesta presso il proprio comune di residenza. In linea generale, la REI prevede un sostegno economico fino a un massimo di circa 485 euro mensili per le famiglie più numerose, accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Il sostegno economico varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare e alle risorse di cui la famiglia dispone per soddisfare i bisogni di base. Il beneficio viene concesso dall'INPS ad un massimo di 490.000 famiglie in questa prima fase. Nonostante i suoi limiti, che al momento sono soprattutto dovuti alle poche risorse che gli sono state conferite, la REI è uno strumento che potrebbe finalmente iniziare a cambiare la situazione della spesa sociale italiana, che appare, secondo gli economisti, frammentato, lacunoso ed esposto a manipolazioni. Per quanto riguarda il resto del Paese, sono superiori alle 5.000 le domande trasmesse da Lombardia e Lazio, nessuna richiesta invece da Puglia e Provincia Autonoma di Trento. E parliamo di Demoscopica perché proprio Demoscopica ha stilato la graduatoria dei governatori più seguiti sulle piattaforme social. Oliverio, il governatore della Regione Calabria, si piazza al 12° posto, la più seguita è Deborah Serracchiani, come sapete presidente del Friuli Venezia Giulia. Maglia nera invece per il presidente del Piemonte Chiamparino. Vediamo. Stilata da Demoscopica, la graduatoria dei governatori più seguiti sulle piattaforme social, il governatore della Calabria, Mario Oliverio, si piazza al 12° posto. A guidare la classifica Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia. Maglia nera per Sergio Chiamparino, governatore della regione Piemonte. 5 i canali sotto osservazione: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e Google. Circa 5 milioni di pagine indicizzate. Raffaele Rio, presidente di Demoscopica, afferma la politica deve fare sempre più i conti con i follower. Sempre più social, noi l'abbiamo chiamato una like democracy, cioè una democrazia che è legata ai like, ai follower. Anche i politici più tradizionali e ortodossi hanno loro malgrado dovuto cedere alla ossessionante lusinga della comunicazione 2.0, appunto di questa democrazia like. Ormai è in qualche modo opinione diffusa che il numero dei like, la quantità dei follower sia direttamente proporzionale al consenso, e per la verità l'esperienza e la vittoria di Donald Trump va in questa direzione. È stato utilizzato scientemente lo strumento del social per creare consenso, per raccogliere finanziamenti, insomma una democrazia sempre più social. Ambulanze fuori uso a Reggio, Scilla, Taurianova e Locri. I mezzi sono datati e puntualmente richiedono interventi di riparazione. L'allarme del 118, dei sanitari del 118, che i nostri microfoni dicono così non si può andare avanti. Vediamo. E scatta nuovamente l'emergenza ambulanze nel Reggino. Il SUAM 118 lancia l'allarme del quale si fa interprete la CISL Funzione Pubblica.
Molte ambulanze sono guaste e servono almeno 15 giorni per ripararle. Gli effetti negativi sono immaginabili e per gli ospedali di Reggio Calabria, Scilla, Locri, Taurianova le difficoltà di intervento sono enormi. La CISL denuncia che manca in esclusiva un contratto con una officina meccanica e quindi è necessario avviare di volta in volta procedure che richiedono molto tempo. La CISL chiede interventi immediati, in primis rimettere in circolazione i mezzi a disposizione che sono già pochi. Sostiene ancora il sindacato che le sue sollecitazioni hanno avuto finora riscontri momentanei e insufficienti. La situazione è pericolosissima, sottolinea la CISL, che esalta l'azione dei lavoratori direttamente colpiti dal problema. Il loro impegno straordinario non può però superare completamente l'emergenza. Ed intanto, se da una parte si combatte con situazioni non proprio accettabili, dall'altra si coglie l'occasione per ricordare che anche in una realtà complicata esistono professionalità di altissimo livello. Nicola Simone, responsabile per la Locride della UIL Sanità, plaude ai brillanti interventi garantiti dal reparto di rianimazione e terapia intensiva dell'ospedale di Locri. Anche da ultimo la struttura ha messo in fila ottimi risultati che spingono Simone a chiedere potenziamenti per l'intero ospedale. Il sindacalista però ancora una volta va all'attacco del direttore generale dell'ASP di Reggio Calabria, Giacomino Brancati, invitato a lasciare l'incarico. Secondo Simone l'attuale management ostinatamente sta condannando a morte la sanità dell'Alto Ionio Reggino. Le rassicurazioni adesso della Regione all'Associazione Prosalus di Palmi sulla realizzazione del nuovo ospedale della Piana. Vediamo. E ancora una volta l'attività certosina dell'associazione Prosalus a Palmi a portare alla luce le ultime novità in materia di nuovo ospedale della Piana che sorgerà nella cittadina pianigiana. Una delegazione dell'associazione si è recata nella sede della Regione Calabria per affrontare lo spinoso tema. L'associazione, che segue da oltre un biennio la vicenda, dopo aver sottolineato i 10 anni trascorsi dal finanziamento dell'opera senza che ancora vi sia stata la consegna dei lavori, ha elencato tutta una serie di danni che tale ingiustificato ritardo ha provocato e provoca al territorio e alla popolazione residente: inadeguata assistenza ospedaliera, migrazione sanitaria e relativi costi sociali e finanziari delle famiglie e della stessa regione, vetusta decadenza e polverizzazione delle strutture e delle risorse tecniche esistenti. La regione ha tenuto a ribadire che non esiste alcun problema di identificabilità della struttura, ma solo di eventuale adeguamento della stessa in relazione alle condizioni geognostiche del terreno. Il dirigente ha anche sottolineato che si proceda quindi con la progettazione definitiva ed esecutiva, adeguandola agli esiti geognostici. A Vibo adesso, dove il sindaco Elio Costa annuncia una vera e propria rivoluzione, la città, ha detto, cambierà volto. Vediamo. Il 2018 sarà l'anno per cambiare il volto della città. Questo è l'obiettivo del sindaco Elio Costa, che lancia quasi un appello ai suoi concittadini a sostenerlo, dando una prova d'amore verso Vibo Valentia. Cambiare il volto della città significa partire da tutti gli aspetti che in qualche modo hanno contribuito perché questa città diventasse una città non più accettabile, una città completamente diversa da quella che è sempre stata. Allora cambiare il volto della città significava partire e desiderare e realizzare una città più pulita, una città che avesse dei servizi, una città che potesse godere di attività culturali, una città che avesse la possibilità di spazi nei quali incontrarsi, una città in cui comunque il volto umano finisse per prevalere anche su quell'atteggiamento vandalico a volte che contraddistingue tanti giovani nei confronti della città stessa. Sul piano concreto importanti finanziamenti si stanno ottenendo sia a livello statale che regionale. Sia a livello statale, l'ultimo è quello di 6.200.000 euro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle periferie.
l'altro riguarda invece la riqualificazione della zona di Vibo Marina, della zona della messa in sicurezza, e poi la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico. Finalmente siamo riusciti anche a recuperare quei fondi che non erano stati spesi per l'alluvione e ora forse con queste somme riusciremo certamente a migliorare la situazione di fatto. Mascherato da topo tenta una rapina ad un autolavaggio a Paolo, è stata individuato e arrestato. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Indossava una maschera da topo l'uomo che ha tentato di rapinare un autolavaggio a Paola, sorpreso da uno dei proprietari dell'attività commerciale mentre con un piede di porco tentava di scardinare le casse automatiche, si è dato alla fuga. Le indagini condotte dai carabinieri e dalla polizia di Paola hanno consentito di individuare e arrestare l'autore della tentata rapina. Si tratta di un 37enne di Cetraro, denunciato a piede libero il suo complice, un 54enne. Furto ai danni di una gioielleria a Nicotera nel Vibonese, il bottino è di circa 100.000 euro. I ladri sono penetrati nei locali da una porta d'ingresso opposta nella parte retrostante e hanno reciso tutti i collegamenti elettrici che avrebbero potuto far scattare il sistema d'allarme. Entrati nella gioielleria hanno trafugato gli oggetti preziosi riposti nelle vetrine, ma non sono riusciti a prendere quelli contenuti nella cassaforte. Indagano i carabinieri. Escalation di furti nelle abitazioni a Pianecrati, nel Cosentino, 15 episodi registrati in un mese e allarme tra i cittadini, in azione una banda che saccheggia le case nelle ore pomeridiane e serali. I carabinieri di Taurianova hanno arrestato un 24enne con precedenti di polizia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato ed evasione. I carabinieri sono intervenuti in ausilio al personale sanitario richiesto dal ragazzo per un malessere nei pressi della sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. Il 24enne, in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcolici, alla vista dei militari è fuggito nelle campagne circostanti e solo l'intervento di altre pattuglie ha consentito di rintracciarlo e bloccarlo. Fermato, il 24enne ha cominciato a colpire ripetutamente con calci e pugni i militari. Ancora un incidente causato tra Cittanova e Taurianova dalle cosiddette vacche sacre, vediamo. Ennesimo incidente nel territorio della Piana di Gioia Tauro e precisamente tra Cittanova e Taurianova causato dal cosiddetto passaggio degli animali vaganti non controllati. Si tratta dell'ormai conosciuta vicenda delle vacche sacre. Una macchina con a bordo 4 persone ha incrociato lungo la S+1, la strada provinciale che unisce Taurianova a Cittanova, un bovino e per cercare di evitarlo è andata a finire fuori strada. A bordo vi erano 4 persone che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Polistena. Per fortuna tutte ferite lievi e tanta paura, ma un'auto quasi inservibile. La denuncia arriva ancora una volta dal comitato No Bull che è stato costituito a Cittanova. Si tratta dell'ennesimo incidente provocato da questi animali che passeggiano indisturbati sulle strade dei paesi collinari della Piana di Gioia Tauro tra Cittanova e Taurianova, Polistena, Molochio. Si attendono le misure promesse dalla prefettura di Reggio Calabria, dove nei prossimi giorni sulla vicenda si dovrebbe svolgere un'altra riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La risoluzione di questo problema è molto complesso anche per una serie di veti sulla eventuale abbattimento degli animali, ma i cittadini chiedono con forza misure decise a garantire il transito in sicurezza, possibilmente prima che si verifichi qualche incidente mortale. Solo nell'anno appena passato sono stati oltre 100 gli episodi di questo tipo denunciati dalla cittadinanza e questi animali, i cui proprietari sono considerati vicino agli ambienti dell''ndrangheta, continuano indisturbati a girovagare e a Varapodio, addirittura sono arrivati anche dentro il cimitero. E ci spostiamo adesso a Crotone, dove c'è l'avvertenza aeroporto, c'è un aggiornamento che vediamo sulle agenzie di stampa. L'aeroporto di Crotone deve rimanere aperto, nessuno può permettersi di mettere continuamente in discussione la centralità dello scalo a difesa principalmente del diritto di mobilità dei cittadini e dei posti di lavoro. Lo sostiene in una dichiarazione il sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali e al Turismo Dorina Bianchi.
Bianchi. Ho appena sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Rio, dice ancora Dorina Bianchi, con il quale abbiamo condiviso l'assoluta necessità di chiedere chiarimenti al presidente della SACAL, la società di gestione degli aeroporti calabresi, De Felice, su quanto accaduto, per scongiurare ulteriori azioni e strategie improvvisate che di certo non giovano al sistema aeroportuale calabrese, e di attivare ogni canale possibile per trovare soluzioni concrete per il mantenimento e lo sviluppo dello scalo Sant'Anna. E adesso ci sono buone notizie: triplicato il vaccino nel centro di Locri. Vediamo come, vediamo perché in questo servizio. C'è anche l'acquario e lo schermo gigante, con i cartoni animati i bambini giocano. No, non siamo in una ludoteca, ma nel centro di medicina preventiva di Locri, che negli ultimi 6 mesi ha triplicato le vaccinazioni. Abbiamo 300 bambini a settimana, quindi è un numero corposo. Ma non solo i bambini si sono avvicinati di più alla vaccinazione per tanti motivi, anche gli adulti hanno scoperto la necessità e l'importanza della vaccinazione. Un risultato ottenuto in anni di lavoro. 15-20 anni in cui abbiamo fatto dei convegni annuali e aperti a tutti, e quindi tutti hanno avuto modo di farsi una cultura sulle vaccinazioni e di chiedere il perché e l'importanza delle vaccinazioni. Siamo andati anche nelle scuole, abbiamo incontrato i ragazzi, abbiamo visto le perplessità anche dei genitori, e tutto questo ha aperto il mondo alle vaccinazioni. Ma soprattutto abbiamo avuto la possibilità di creare un centro particolare, vorrei dire, meno stressante rispetto all'ambulatorio tipico del medico vaccinatorio, dove i bambini possono giocare, rilassarsi e trovare un ambiente familiare e quindi non cattivo come era una volta. Tante le domande rivolte ai medici dai genitori. I genitori sono preoccupati sul fatto che più vaccinazioni o diverse vaccinazioni possono stressare le difese immunitarie del bambino. Questo non è assolutamente vero, perché il bambino già nei primi mesi di vita ha un buon apparato immunitario, e non è neanche vero che sono molto gli antigeni. Abbiamo aumentato i vaccini, ma abbiamo diminuito il numero di antigeni. Se si pensa che nel vaiolo ce n'erano circa 200 e nella pertosse circa 3.000, oggi il vaccino contro la pertosse ne ha solo 3. Quindi diciamo che li rassicuriamo sul fatto che il bambino non viene assolutamente stressato, ma è importante proteggerlo da malattie per le quali potrebbero essere veramente fatali, come una meningite, un morbillo o una pertosse. Mamma e papà che diventano testimonial dei vaccini. I tempi sono cambiati e quindi è giusto che vengano vaccinati i nostri bimbi. La platea un po' si è allargata, non siamo più, diciamo, a 20-30 anni fa, quindi mi sembra interessante e importante vaccinarli. Dovremmo farlo tutti per i nostri figli. Dovremmo tutti prenderci cura dei nostri figli e fare i vaccini, ecco, come vengono considerati. E per le feste di fine anno, tanti doni e la presenza del vescovo Monsignor Francesco Oliva. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. I prossimi giorni saranno caratterizzati da una variabilità accentuata, per l'esistenza a fasi alterni di una debole stabilità sui versanti tirrenici, mentre sui litorali ionici si prevede tempo tutto sommato stabile, con bassissimo rischio di fenomeni, e anche le temperature subiranno un deciso rialzo, risultando di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì, nubi sparse sui versanti tirrenici con aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con piogge sparse. Sui litorali ionici cieli da poco a parzialmente nuvolosi con possibili piogge, specialmente sulla Calabria meridionale. Temperature in ulteriore rialzo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì, molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati di direzione occidentale. Mosso il Mar Ionio con venti di direzione settentrionale. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.